L'ossessione batte il talento, si sa, e lo farà sempre. La chiave per la vittoria sarà sempre e comunque l'ossessione. L'ossessione nel lottare su ogni pallone, nel conquistare ogni centimetro del campo. L'ossessione del gol. Siamo pronti. Da San Vito Lo Capo, amici di Sportisili, buon pomeriggio. Io sono Ludovico Campusa e questo è un altro incontro del campionato di calcio a 5, Serie C1 Girone A. San Vito Lo Capo contro Athletic Club Palermo. Nel frattempo che le squadre fanno il loro ingresso in campo, vi leggiamo le formazioni ufficiali per il San Vito Lo Capo, la squadra di casa col numero 22 Alberto Cammicchia, col numero 5 Pappalardo, col numero 8 Parisi, col numero 7 Voltaggio, col numero 11 Fabrizio Allegra, col numero 3 Piero Cusenza, col numero 29 Giovanni Lucido, col numero 17 Antonio La Rocca, col numero 6 Luca Randazzo, col numero 2 Mauro Basile, col numero 12 Voltaggio. Per l'Athletic Club Palermo risponde invece il numero 1 Romeo, numero 4 Lo Bianco, numero 6 Tuzzolino, numero 7 Tuvè, numero 8 Fiorentino, numero 10 Intravaglia, numero 11 Giuliano, numero 14 Restivo, numero 19 Delisi, numero 20 Vallecchia, numero 24 Di Cara, numero 30 Giovanni Mazzola. Siamo praticamente pronti all'ingresso in campo. Intanto ci teniamo a ringraziare la società San Vito Lo Capo che ci ha ospitato per questa diretta. E ricordiamo che potete seguire appunto tutte le nostre dirette, tutti i nostri contenuti sul nostro canale YouTube Sportisili, e che appunto questa partita sarà in diretta proprio sul canale YouTube. Siamo praticamente pronti, ci sono le ultime, diciamo, sorteggi, monetine e tutto. E le squadre si salutano, tra poco comincerà il fischio inizio dell'incontro tra San Vito Lo Capo e Athletic Club Palermo, situazione di classifica che vede le due squadre sicuramente vicine in classifica. Athletic Club Palermo leggermente più avanti con il quarto posto con 29 punti, San Vito Lo Capo invece sesta a 25. Statistiche che vedono comunque le due squadre che si sono contese all'andata soltanto un pareggio, chissà oggi come potrebbe andare. I due uomini sicuramente in evidenza per queste due squadre, Tuzzolino e Allegra. Tuzzolino 23 gol, Allegra 18. Si è praticamente pronti per il fischio inizio e tra poco potremmo cominciare. 2, 3, Salino! Chi è la palla, papà? Luca! Dove? Io buco, Betto! Giovanni! No, non è palla nostra. No, dice che è palla nostra, Luca. La Pappalardo ha detto no. Ma aveva detto che era da Sì. Stai partendo centrale dietro? Sì. Aspettiamo il fischio inizio, vediamo come le due squadre si schierano con i quintetti in campo. Manca poco al fischio d'inizio, le ultime controlli della rete e poi si può partire. Palla ai padroni di casa al San Vito. Allegra sul calcio inizio. Dai, Picciu! Dai, Ale. Fischio dell'arbitro e si parte subito con il San Vito che può impostare Parisi. Il giro palla adesso di Pappalardo, Voltaggio, ancora Pappalardo sul lungolino, Allegra di tacco, recupero di Delisi e va Giuliano. Restivo, Delisi può avanzare, Delisi ancora, Delisi il dribbling, si accenta, prova il tiro, Delisi respinta da Voltaggio, ancora in avanti il San Vito, recupero del Athletic Club Palermo, ancora la palla in mezzo per Giuliano, palla fuori, rimessa laterale. Frontale! Sono due fuori, occhio! Messa 3 per l'Athletic Club Palermo. Un altro poco, signore. È laterale, signore, è laterale. Antonio! Messa laterale. 1, 2, occhio che Può entra. battere Occhio ancora a blocco. all'indietro Restivo. E occhio a blocco. Ancora per Giuliano. Giuliano aspetta, si crea lo spazio, poi la passa a Restivo. Ancora Restivo. Lo scambio l'1-2 non riuscito. E Parisi c'è con impostazione. Poi Pappalardo. E gira a Voltaggio. Parisi. Delisi in pressione. Delisi davanti il tiro. Senza paura, facci. Una buona parata di Cammicchia. E subito può ricominciare. Allegra il sombrero verso Tuvè. E c'è Giuliano che può gestire. Ancora Giuliano. Giuliano aspetta con calma e poi Restivo. Tuvè. Restivo. Tuvè con pazienza Athletic Club Palermo. San Vito tirato molto bene in fase difensiva.
Ancora Giuliano, palla in mezzo, Tuvè all'indietro, Giuliano sempre, lascia Delisi. Laterale, si giubo fa. Tuvè, palla un po' difficile, si gira bene Tuvè. La mette in mezzo, il secondo palo grande, anticipo di voltaggio e poi Parisi. E la manda per Pappalardo, ancora Parisi. Adesso giocano stretto i ragazzi del San Vito. Pappalardo prova il tiro, Restivo ferma tutto. Rimessa laterale in zona attacco per il San Vito Lo Capo, che va con voltaggio. Parisi. Pappalardo. Recupero di Tuvè importante per la Athletic Club Palermo. La palla dietro. Giuliano si ferma all'indietro. Restivo. Gammicchia. Respinge bene. Marchiamo, Rimessa laterale. Ancora per la Athletic Club Palermo. Palla all'indietro. Che solo fa? Delisi può avanzare. All'indietro Restivo. Delisi. Lo spazio al centro. Doppio passo Delisi in mezzo a due. Provata a passare. Grande lavoro qui difensivo del San Vito Capo, in particolare di voltaggio che può avanzare, Mazzola la gioca all'indietro, primo pallone toccato per lui, parte di movimento, Delisi, controllo e gioca il San Vito con Pappalardo. Parisi, Pappalardo, ancora Pappalardo con difficoltà, riesce a girarsi, pressione molto alta del Club Palermo, Pappalardo la gira, voltaggio, Parisi. Ancora Parisi, sentite il rumore assordante delle due panchine. Ancora Allegra con pazienza e esperienza per Parisi. Voltaggio, ancora voltaggio. Allegra, pressione alta del Club Palermo con reparti spezzati. Ancora voltaggio che può avanzare. Voltaggio si ferma molto bene il gioco di gambe. Ancora voltaggio, può puntare. Voltaggio, cambia lato e sbaglia e c'è la Athletic Club Palermo che può andare in avanti. Giuliano può puntare al centro, doppio passo, Giuliano, Gammicchia, una buonissima parata del giovane portiere del San Vito. Delisi all'indietro per Restivo, molto Athletic Club Palermo in questo momento e San Vito che può andare. Tuvè, palla in mezzo, Restivo, Gammicchia ancora, grandissima parata, grandissima posizione di Gammicchia. E adesso Pappalardo, Parisi può puntare Giuliano, brevi linee, interessantissimo Parisi. Ancora voltaggio, Pappalardo, palla in mezzo, Parisi alza la testa, la gira, viene spinto da Giuliano, calcio di punizione giustamente fischiato. Ed è di fatto il primo fallo, ricordiamo sempre le regole, rinnoviamo il fatto che le due squadre hanno a disposizione 5 falli, dopo il quinto fallo c'è il tiro libero della squadra che lo subisce, quindi occasione importante per fare gol. Ancora San Vito Lo Capo che imposta il giro palla di voltaggio adesso con calma, pressato già all'indietro Gammicchia che la può toccare una sola volta. Gammicchia, palla lunga, Restivo di testa, voltaggio la controlla, ancora per Allegra lo spazio, se la sposta sul sinistro, Restivo ferma tutto, ancora la rimessa e c'è la grande carica del pubblico di San Vito. Pappalardo, Parisi con calma, passaggio sbagliato qui e grande pressione di Delisi che può permettere un po' di libertà alla manovra della Athletic Club. Tuvè, può andare, Gammicchia in due tempi, Pappalardo, Giuliano ci prova, Gammicchia c'è, molto impegnato il giovane portiere Alberto Gammicchia. Parisi alza il pallone per Pappalardo, Giuliano fa fallo ed è il secondo fallo. Non ci sono gli estremi per il giallo secondo l'arbitro ed è calcio di punizione. Calcio di punizione per il San Vito Lo Capo. Non ce n'è? Calcio di punizione per il San Vito Lo Capo. Sul punto di battuta vanno Francesco Parisi e Alessandro Pappalardo. Ancora il San Vito Lo Capo pronto lì sul calcio di punizione. Mazzola, vediamo come sistema la barriera. Un fallo fischiato e cartellino giallo al numero 11 Giuliano. E c'è sicuramente il secondo fallo per Athletic Club Palermo. Il calcio di punizione del San Vito Lo Capo
Calcio di punizione per il San Vito. La rincorsa di Parisi non è una finta. Pappalardo sul secondo palo, Voltaggio era lì pronto a dare la zampata vincente, rimessa dal fondo. Athletic Club Palermo che può ripartire con Mazzola e poi Tuvè. Non stiamo in linea! Non stiamo in linea! Adesso la squadra è larga con Restivo. Ancora Restivo, palla in mezzo, interessante per Giuliano che può girarsi, serve all'indietro Delisi. Dai un po' troppo basso! Delisi per Restivo, ancora Delisi, lo scambio buono con Restivo, scivola il pallone a Restivo. Una grande occasione qui non sfruttata da Vincenzo Restivo. Ancora Cammicchia batte la rimessa. Parisi, Pappalardo pressato da Delisi. Ed è rimessa laterale sempre per il San Vito Capo. Pappalardo, Voltaggio. Parisi, in pressing Giuliano che qui rischia un po'. Il giallo già al referto. Parisi, Voltaggio. Voltaggio ancora, non trova spazio, serve Parisi all'indietro. Parisi alza il pallone. Ascoltami! Vabbè, dai. Fabro, proviamola, Andò, proviamola quando ne pensi. La rimessa laterale è già battuta a Tuvè. Delisi. Tuvè per Giuliano. Giuliano col tacco per Tuvè. E c'è il fallo a favore dell'Athletic Club Palermo. In anticipo Tuvè, secondo l'arbitro. Arbitro! Punizione. Si fa male, guarda, com'è che sta? Lei deve stare al giorno, la diamo lì. Ciccio, va bene, Deve sentire le Arbitro! proteste animate della panchina del San Arbitro! Vito. Me l'ha detto 3 volte, non è così, è fischiato così. Ci sono un po' di proteste, Pappalardo a terra. Pappalardo a terra, nell'impatto probabilmente. Ma ti rendi conto? Guardalo, ma dico vi rendete conto? Cioè, ma diglielo! Le sto chiedendo di parlare col suo collega! Sicuramente minuti molto animati qui in questa partita a San Vito Lo Capo, occasione importante per Athletic Club Palermo. Secondo la descrizione dell'azione e dell'arbitro, sicuramente è stato visto un anticipo da parte di Tuvè nei confronti di Pappalardo è arrivato in ritardo, però ovviamente non mi limito soltanto a commentare quello che vedo, la decisione poi dell'arbitro è legge, per cui mi attengo sempre a quello che dice l'arbitro. Ci sono ovviamente proteste animate, tempo ovviamente interrotto. Tempo interrotto nuovamente. Nel frattempo portiamo nell'attesa un po' di statistiche. Possiamo dirvi come le due squadre nell'ultima partita in realtà il San Vito Capo ha vinto fuori casa contro le Tinaners per 3-5, mentre il Club Palermo anche loro fuori casa hanno vinto 6-3 contro l'Achegas. Il risultato di andata, ripeto, è stato un 2-2, un pareggio, con due bellissime squadre in campo. Insomma, occasioni sicuramente importanti. Intanto Pappalardo zoppica vistosamente, quindi bisogna capire un attimo la decisione, però l'arbitro ha già decretato un calcio di punizione per i ragazzi del Club Palermo. Signore, mi fischia fallo contro! Adesso c'è il calcio di punizione, occasione importante per Athletic Club Palermo. Ancora il calcio di punizione, Restivo, la rincorsa. Lo schema
Il tiro, paratissima di Gammicchia che respinge ancora sul tiro del numero 6 Tuzzolino. E c'è adesso il Club Palermo che può impostare sempre con Tuzzolino. Restivo. Tuzzolino, Restivo. Delisi. Delisi può puntare Parisi. Il giro palla per Tuzzolino. La palla per Restivo. Il tiro di Restivo. Gammicchia col piede. Ci mette tutto. Voltaggio. Parisi. Parisi contro Delisi. La mette fuori. C'è il primo cambio. Alla fuori. Dai Gio, dai Gio! Facciamo un passo indietro, sì, prego. Rimessa restituita da Restivo molto sportivamente. Ed è rimessa dal fondo per il San Vito Capo. Gammicchia gioca con le mani per il nuovo entrato, il 29 Giovanni Lucido. La palla sulla laterale. Questa 3 è battuta Allegra. Voltaggio. Il numero 7 del San Vito Capo, sempre pressato. Allegra alza molto per il pallone per Voltaggio che si ferma. Pressato ancora, riesce a girare. Allegra può puntare dal centro. Allegra sul laterale, Lucido. Rimessa dal fondo. Ed il Club Palermo che va con la rimessa. Adesso è entrato Fiorentino. Restivo. Fiorentino. Restivo. Tuzzolino. Tuzzolino. Con calma, Restivo. Restivo si crea lo spazio per il centro. Delisi. Tuzzolino il dribbling. Tuzzolino. Respinge bene Voltaggio. Ancora Delisi. Restivo grande, palla per Fiorentino. Che adesso aspetta. C'è la squadra schiacciata, quella del San Vito. E ancora può giocare con la Team Club Palermo. Sempre in possesso. Restivo. Fiorentino. Possesso paziente. Qui un brutto errore. Allegra in anticipo Restivo. Ed è calcio d'angolo. Calcio d'angolo per il San Vito. Antonio! Calcio d'angolo per il San Vito. Calcio d'angolo per il San Vito all'indietro. Voltaggio sul laterale per Allegra. Il tiro. Ancora Allegra. Respinge Delisi. Rimessa laterale. Ancora Allegra pronta alla rimessa. Allegra gioca corta per il compagno. Voltaggio destro. Il tiro. Alla fuori. Prima occasione di tiro del San Vito con il numero 7 Antonio Voltaggio. Rimessa al fondo per la Team Club Palermo. Adesso con il numero 20 Vallecchia. Restivo. Tuzzolino. Fiorentino. Impetuoso, più dinamico quello della Team Club Palermo. Ancora va Fiorentino. Vallecchia. Tuzzolino. Tuzzolino. Il sinistro Tuzzolino. Palla alta. Arbitro, time out. Cosa? Time out, parlo con lui. Time out ho chiesto. Time out chiamato dal San Vito Lo Capo. Occasione per riposare un poco. Intanto sempre il time out, un'occasione molto utile per riposare, rinfrescare, discutere di tutti gli accorgimenti tattici. Sentiamo un attimo l'audio. È vero, c'è una giovane scaricando. Taglio lungo. Centrale sta scaricando. Occhio sta palla. Mi sono spiegato? Mi sono spiegato? Sì. Da qua vai lungo. Passi a Caricami. ok, occhio a passare Giovi, ti voglio dire una cosa. Giovi il piede, non glielo filare. Sembra spento, sembra spento. Time out finito, si può ricominciare con la ripresa dell'incontro. Avete sentito nel time out il mister del San Vito Lo Capo che invita a una migliore gestione del pallone con un'attenzione dal portiere. Si può ripartire. Lucido, Voltaggio, impressione Vallecchia. Adesso Gammicchia che l'ha già toccata. Ed è punizione in 2. Sulla palla, To!
Punizione in 2. Esattamente in questo caso dal dischetto del calcio di rigore. Ed è un'occasione sicuramente importante per gli ospiti. Giusto per fare un distinguo, padroni di casa in maglia scura, ospiti in maglia bianca, ovviamente lo do per scontato, ma era giusto fare un piccolo distinguo. Intanto il calciopista si consultano sul punto di battuta, Vallecchia, Fiorentino e Tuzzolino. Vediamo cosa succede. Barriera tutta a coprire la porta, non è facilissimo trovare l'imbucata, tanto lo bianco pronto in agguato sul secondo palo. Antonio, occhio allo bianco. Sarà sul punto di battuta Fiorentino. Va bene, va bene, va bene. Palla fuori. Occasione nitida anche questa, sprecata dal Athletic Club Palermo, e poi ricomincia il San Vito con Gammicchia. Voltaggio. Lucido. Voltaggio. Ancora recupero dell'Athletic Club Palermo. Fiorentino prova a giocarla. Rimessa da trave San Vito. Voltaggio. Invita a distanza l'arbitro. Lucido. Voltaggio. Recupero di Lo Bianco ancora per la Athletic Club Palermo. Lo Bianco, la palla dietro Vallecchia. Fiorentino. Ancora Athletic Club Palermo che adesso può sfruttare l'occasione. Vediamo Vallecchia. Mister Mio si chiede giro palla, avete sentito? Tuzzolino. Lo Bianco. Tuzzolino. Ancora Lo Bianco. Lo Bianco. Fiorentino. Iniziamo a di Allegra. Vallecchia la gira per Tuzzolino adesso. Lo Bianco. Tuzzolino. Lo Bianco. Con pazienza del Club Palermo prova a giocare, a trovare l'imbucata giusta. Vallecchia. Siamo in linea. Lo Bianco. Sulla laterale per Fiorentino. Ancora sul cambio lato c'è Tuzzolino. Pronto lì. Lo Bianco. Non ci sono movimenti. Fiorentino. Lo Bianco con calma. Devono rinculare dietro per trovare gli spazi. Tuzzolino. Lo Bianco. Ancora 0-0 per chi si fosse collegare soltanto adesso sul nostro canale YouTube. Va Vallecchia. Si accentra adesso. Il giro palla di Tuzzolino. Tuzzolino per Fiorentino. Protegge bene col corpo in mezzo a due. Va bene Giovi, va bene, va bene. Ed è rimessa laterale per l'Athletic Palermo. Occhio al taglio, Fabri, Fabri. Fiorentino pronta la battuta. All'indietro per Lo Bianco. Ancora Lo Bianco per Vallecchia attaccato alla linea. Vallecchia. Sulla destra, Antonio. Lo Bianco. Deve trovare lo spazio giusto l'Athletic Club Palermo. Vallecchia. Cerca l'imbucata per Lo Bianco. La sponda. Tuzzolino. Gammicchia. Respinge molto bene il portierino. Molto impegnato. E ancora Athletic Club Palermo che prende in contropiede. Con Vallecchia. Ancora Fiorentino che cerca di rallentare un po' e trova l'imbucata. Fiorentino la giocata. Fiorentino. Ancora esterno. Piero. Cartellino giallo. Cartellino giallo per, penso sia, ora lo dice l'arbitro. Va bene, dai. Ammonito il numero 3 Piero Cusenza del San Vito Lo Capo. È rimessa dal fondo. Gammicchia. Gammicchia può battere lunga con le mani per Allegra, pressato da Vallecchia. Recupero di Tuzzolino e ancora può andare a Club Palermo con Vallecchia in velocità. Vallecchia punta Voltaggio, duello che si innoverà in tutta la partita, ne sono sicuro. Intanto il recupero di Fiorentino, poi Allegra sull'altro lato per Pappalardo che adesso è rientrato. Voltaggio, la giocata per Pappalardo. Fiorentino da fuori. Gammicchia, lunga con le mani, bella palla per Lucio che non ha subito stoppare. Ed è rimessa laterale, esattamente dalla linea difensiva. Athletic Club Palermo che gioca a corto con Lo Bianco. Fiorentino, Tuzzolino, Vallecchia. Va Umberto Vallecchia, sovrapposizione di Tuzzolino premiato. Tuzzolino, destra e sinistro, non c'è nessuno sul secondo palo. Vallecchia prova il tiro, Gammicchia. Respinge con le mani ed è calcio d'angolo. Occhio uomo! Calcio d'angolo per
Calcio d'angolo per la del Club Palermo. Sono due, fa! Chiami i blocchi, signore. Oh. Per vedere il calcio d'angolo. Occhio, la mette al palo! Tuzzolino sul secondo palo, Fiorentino viene trattenuto, ma nulla di fatto. Trattenuta sicuramente molto leggera. Intanto c'è il portiere di movimento, questa è una mossa interessante. Ancora Pappalardo, mossa sicuramente propositiva con il portiere che adesso però deve ritornare. Ancora Pappalardo, Pappalardo la gira per Allegra. Allegra con calma la scarica, bene per Lucido. Lucido la finta, il tiro, Mazzola pare in due tempi, Giovanni Mazzola. E adesso Tuzzolino. Tuzzolino può avanzare, apre per Vallecchia. Ha sempre attaccato sulla linea Vallecchia di sinistra. Lo bianco, il tiro di punta, Gammicchia ancora. Impegnatissimo. Grandissime parate di Alberto Gammicchia. Occhio, non la fa Il bucare, Club Palermo pronto alla rimessa tra Tuzzolino. Vallecchia fermato da Lucido con grande decisione ed è rimessa laterale, battuta velocemente. Tuzzolino può provare, Gammicchia, parata plastica per Alberto Gammicchia, portiere di grandissime qualità senza dubbio. Ancora va il Club Palermo, Tuzzolino può puntare. Tuzzolino chiedeva lo spazio, lo bianco lo prova, tiro fuori. Ed è calcio d'angolo. Calcio d'angolo per l'Athletic Club Palermo. Non tirano quello, non tira quello! Palla lunga decisamente sbagliata per Vallecchia. Calcio d'angolo sprecato. E c'è il Sabitolo Capo che batte la rimessa. Lucido. Allegra. Di tacco per Lucido. Ancora Allegra. Gioca con calma il San Vitolo Capo, puntaggio, grande movimento, il tiro, occasionissima di Giovanni Voltaggio, anzi Antonio Voltaggio, chiedo scusa, Antonio Voltaggio, il numero 7. Ancora Tuzzolino, adesso va, c'è un ribaltamento con Vallecchia, sempre a puntare Voltaggio, Vallecchia in mezzo, in travaglia, in agguato, Tuzzolino con la punta, grande difesa qui del San Vito, adesso Pappalardo. Per Voltaggio la palla finisce fuori. Laterale per il Club Palermo, partita caldissima, dei ritmi molto alti e molto bella da vedere. Ancora Tuzzolino. Tuzzolino si ferma, serve Vallecchia. Vallecchia, lo spazio per il centro, in travaglia col tacco. Grande anticipo qui di Pappalardo che la tiene, protegge col corpo. Vallecchia, la gira per lo bianco. Tuzzolino. Vallecchia. Tuzzolino col sinistro, il controllo e il tiro, Vallecchia. Gammicchia la tiene, avanza Gammicchia col piede. Non c'era, eravamo qua, Betto, va bene, dai. Vallecchia, va bene, lo bianco. Bravissimo, beh. Ora lo bianco, adesso ritmo lento, entra Tuvè. Il capitano Francesco Tuvè ancora prende il pallone. Tuvè per intravaglia, all'indietro Tuzzolino. In travaglia, il numero 10 la riceve, poi giro palla sempre per lo bianco e poi Tuvè aspetta i movimenti dei compagni, serve sull'altro lato lo bianco in mezzo, in travaglia, lo bianco, l'imbucata era giusta, il tiro no, rimessa dal fondo. Gammicchia pronto alla battuta, intanto l'arbitro scandisce il ritmo. 1, 2, 3. Pappalardo lungo in anticipo lo bianco. E c'è il cambio, è entrato di nuovo Restivo. Pappalardo. Voltaggio. Antonio Voltaggio ancora per Pappalardo. Pappalardo è stato nella rete. Rimessa al fondo per il Club Palermo. Restivo. Tuvè. Restivo. Tuzzolino. Tuvè. Vuole alzare il ritmo mister Miosi, ancora Tuvè. Restivo. Palla in mezzo, in travaglia il controllo, in travaglia, in cestina sul pallone, poi la tiene, ancora in travaglia. All'indietro per Mazzola che la può toccare una sola volta. E ancora in travaglia. Tuzzolino. Tuzzolino sul riferimento più vicino a Restivo. Tuvè. Tuvè al centro, Tuvè, palla lunga per intravaglia, il tiro da fuori da Allegra, Mazzola non la prende. Calcio d'angolo, grande tiro di Fabrizio Allegra, grande tiro.
il numero 11 stava per sorprendere Giovanni Mazzola. Calcio d'angolo per il San Vito Capo. Calcio d'angolo battuto, Pappalardo. La palla recuperata da Tuzzolino, ancora però il San Vito che va con Pappalardo. Troppo largo, non riesce a defilarsi, ancora Pappalardo. All'indietro Allegra. Allegra con calma rallenta il gioco. Allegra l'ha giocata in mezzo, riesce a tirare. Era più un corso in realtà sul secondo l'altro lato, Lucido non ci è arrivato. E può ricominciare la Club Palermo. Ancora Tuzzolino. Ancora Tuve. Accelera adesso, intravaglia. Tuzzolino, gammicchia. Pappalardo. Bultaggio deve avanzare, chiede la pressione mio, sì, e la recupera Tuzzolino. Tuzzolino! Trova il gol! Ed è 1-0. Pam! Pam! Tuzzolino. 1-0 a Athletic Club Palermo. Un grande tiro alla distanza dell'Athletic Club Palermo ed è 0-1. Va bene. Quando siamo praticamente a pochi minuti dalla fine del primo tempo. Va bene, oh! 1-0, è cambiato il risultato, è ancora San Vito che va. Lucido. La palla per Pappalardo, all'indietro intravaglia che recupera il pallone. Lo sbrachiamo, pazienza! Lo sbrachiamo, dai, oh! Ancora Restivo. De Lisi può puntare, De Lisi contro Pappalardo, De Lisi all'indietro, Restivo. Palla in mezzo, intravaglia il Restivo, cicca il pallone, una grande occasione quella per la Athletic Club Palermo. E ancora San Vito Capo che va forte con Bultaggio. E mi sa che questo è proprio giallo. Questo è proprio giallo per Vincenzo Restivo. Ora l'arbitro decreterà ufficialmente la chiamata. Lo potete vedere dalle gestualità. Numero 14 bianco corrisponde alla persona di Vincenzo Restivo. E c'è adesso il conto dei falli. Comunque vede a favore il San Vito Capo, a sfavore il Athletic Club Palermo che di fatto ha più falli accumulati. Dobbiamo essere al terzo fallo se non vado errato, comunque poi lo si verifica. Intanto la rincorsa di Pappalardo sulla barriera, se la ritrova lì Pappalardo, occasionissima, c'è stato un tocco ed è calcio d'angolo per il San Vito Capo. Lucido, il controllo e il tiro, respinge De Lisi. Giovanni! Ancora Lucido, voltaggio ancora. Giro palla, Pappalardo, impressione, Tuve, intravaglia, gammicchia palla lunga. Penso bene, Fabri! Resta al fondo. Il Club Palermo, Mazzola per Cosa Restivo. facile, dai Antonio! De Lisi. Lo so che sei stanco, De Antonio! Lisi può puntare, ritmo alto, De Lisi in mezzo, gammicchia col braccio, grande parata. Ed è rimessa laterale per il San Vito Capo. Allegra, palla battuta. C'è gammicchia alto intanto. Bultaggio, alza il pallone, deviato, Lucido può controllare. Manata di De Lisi, ferma il gioco, calcio di punizione. Fabio, faccia morto, Fabio. Calcio diretto, fa. Calcio di punizione per il San Vito Capo. Giovanni Lucido riceve una manata da parte di De Lisi. Giuliano a posto in travaglia intanto per Athletic Club Palermo. Intanto si aspettano i soccorsi per Giovanni Lucido, ha ricevuto una manata in faccia, non è facilissimo subirla. Comunque si sta rialzando, per fortuna nulla di grave per lui. Calcio di punizione comunque per il San Vito quando siamo veramente a pochissimi minuti dalla fine del primo tempo. 3 minuti alla fine e 4 falli fatti dalla Athletic Club Palermo, quindi altri 2 falli rimanenti e poi può scattare il tiro libero. 3 minuti alla fine del primo tempo. Che è successo, Giovi?
Dice che devo pigliare subito. Sei in gol. Ma puoi giocare senza. Calcio di punizione intanto per il San Vito Lo Capo. Calcio di punizione, la rincorsa, Pappalardo sulla barriera. Calcio d'angolo per San Vito Lo Capo. Il calcio d'angolo, Voltaggio pronto alla battuta del calcio d'angolo. Voltaggio, Pappalardo, Voltaggio, il tiro, ancora respintato, vede calcio d'angolo, ancora una volta per il San Vito Lo Capo. Ritmi serrati adesso, Allegra, finta, sinistro, Mazzola! Imparata plastica anche lui, ci sono due grandi portieri in campo, questo è un fatto assodato. Ancora calcio d'angolo, Voltaggio. Voltaggio per Pappalardo, ancora Voltaggio, prova a puntare De Lisi, non lo ferma. Messa laterale in zona attacco per il San Vito. Scambia indietro per Pappalardo e poi sulla laterale Allegra, che da destra verso sinistra si sposta per il centro. Ancora Pappalardo, Voltaggio. De Lisi lo pressa, deciso De Lisi e c'è la spinta. È quinto! Quinto fallo per la Club Palermo, quindi dopo di questo c'è il tiro libero per il San Vito Lo Capo. Pappalardo, errore qui, Tuzzolino può andare, Tuzzolino apre troppo il campo e il tiro è fuori. Occasione molto rischiosa per il San Vito, sembrava quasi sanguinosa. Gammicchia lungo con le mani, Tuve all'indietro, Mazzola la tocca, calcio d'angolo. Calcio d'angolo del San Vito Lo Capo, palla alzata, Tuzzolino, anzi Giuliano anticipa, ancora Giuliano, Tuve, De Lisi può puntare, si ferma, De Lisi, larga per Restivo di punta, Gammicchia, ancora De Lisi, lo spazio per il tiro, Voltaggio c'è, Tuve con esperienza la protegge, porta la rimessa. 1:50 alla fine del primo tempo, l'avete sentito, mister Miosi, gestione del possesso, Restivo, questo è quello che chiede mister Miosi, ancora De Lisi, Restivo, De Lisi, Restivo, Tuve ha rischiato moltissimo qui con il fraseggio, De Lisi, la palla è fuori, rimessa laterale San Vito. Sempre 1-0 per la Club Palermo, grande gol di Tuzzolino. Balla indietro, Voltaggio per Pappalardo. Sempre Voltaggio, pressato alto, Voltaggio ha grande qualità, riesce a destreggiarsi. Ancora Voltaggio. Sta alla porta, adesso è davanti, può girare. Sale Gammicchia, in avanzamento Gammicchia, occasione interessante. Ancora per Allegra. Portiere fuori, prova Tuve, ovviamente Pappalardo pronto sulla linea. Ancora Pappalardo, avanza lo spazio per il tiro, deviazione di Restivo ed è non la righiamo più, calcio d'angolo, calcio d'angolo battuto. ultimo richiamo. Ancora la giocata all'indietro per Cosenza. Voltaggio, va Voltaggio ancora, può avanzare, pubblico caldissimo con quello di San Vito, ancora Voltaggio, il tiro, palla fuori, il Club Palermo, Occhio dietro, Antonio! la palla per Giuliano, lungo linea, Giuliano si accentra molto bene, Giuliano qui, all'indietro per Tuve, Restivo, Sali, fa un po'! Restivo per Tuve, Tuve rischia qui, Allegra, Restivo rischia di non arrivarci. È rimessa laterale per il Club Palermo. Restivo, lungo per Giuliano, spalla alla porta, usa la suola molto bene per girarsi. Restivo in aria, palla in mezzo De Lisi, palla troppo lenta, Gammicchia la blocca, la fa sua. Palla lunga per Allegra, stop e tiro! Palla fuori, occasionissima del San Vito. C'era Allegra, i due uomini più in evidenza delle due squadre. Prontissimi. Pazienza, Piccio. Rimessa al fondo, Mazzola. Occhio! Restivo, pressione alta del San Vito Lo Capo adesso, palla rischiosa, Mazzola in uscita.
Mazzola a allungare Restivo di prima per Giuliano, era bella l'idea. E finisce il primo tempo. San Vitolo Capo 0, Atei Club 1. Il gol è di Giovan Battista Tuzzolino. 0-1. Per il momento siamo in pausa. Spot per noi e ci sentiamo per il secondo tempo della gara. Amici di Sportisti di Ciao, da Salvo Geraci, siamo live dal Polisportivo e Fulgatore Geraci, 23esima giornata del Girone A di eccellenza siciliana. La finta e la battuta, respinta, allontana l'Oppizio di testa dopo il tiro di controbalzo di Manuel Natella. Geraci in velocità con l'avanzata di Giovagnoli, verticalizzazione, Marcio Fernandez entra in area, non esce il destro, Daguanno. Il suo destro in mezzo, colpo di testa verso il secondo palo di Onuoa. Lancio lungo verso Genna che manca l'aggancio per pochissimo. Scalisi, Marcio Fernandez per la corsa di Pineschi. Cross in mezzo col mancino, secondo palo del Monego ad anticipare De Morra. Prende Pineschi. Passaggio dietro, pallone che scorre e libero Giovagnoli per calciare. Parte Pineschi, primo palo, pallone dietro, Scalisi, tiro respinto, De Morra lo ricicla per Diego Fernandez, Grimaudo. Invece parte l'ala, oltre la traversa, alla battuta c'è Todaro, parte lui, la chiama Barbagallo a vuoto, Razak vicinissimo a calciare, sempre il Fulgatore in proiezione offensiva. Onuoa, pallone dietro, Daguanno lo riserve per la conclusione di Natella. Natella, lancio morbido in aria per l'ala, cerca di coordinarsi Onuoa, poi Razak stava aspettando il pallone, lo spazza via Ogbonda. Ritorna a farsi presente la pioggia, Genna all'interno, Natella, area di rigore, cross basso dietro, scivolata di Scalisi, cerca di calciare Onuoa. Ogbonda, Albanese, legge i tempi contro l'ala e può avanzare, ancora Albanese, il cross respinto da Natella. È sempre del Geraci questo pallone, Giovagnoli, cross a rientrare, non ce la fa a colpirla di testa Guadagnoli. Il recupero di Scalisi su D'Amico, avanza il Geraci, pallone allargato su Marcio Fernandez, al limite Fernandez bloccato. La punizione di Scalisi, secondo palo, Guadagnoli! Giuliano Guadagnoli, gol annullato però per posizione di fuorigioco. Diego Fernandez contro Genna. Diego Fernandez, l'entrata di Genna alla meglio, l'esterno del Geraci mette dentro, deviazione, calcio d'angolo. Scadono adesso i minuti di recupero. E infatti è ufficiale lo 0-0 tra Fulgatore e Geraci. Una partita in cui non abbiamo visto un tiro in porta. Il rigore ci avrebbe dato un punto che però non so quanto avremmo meritato durante la partita, perché non mi è piaciuta la squadra, ma non mi è piaciuta tutta la settimana. Abbiamo preparato male la settimana, siamo arrivati molli come se il Mazzara 46 fosse una squadretta, ma chiaramente non è così, ce l'hanno dimostrato sul campo. Abbiamo regolato il primo tempo e poi il secondo tempo avremmo anche potuto pareggiarla, ma ci siamo messi per prendere il 2-0 3-4 volte in contropiede e non l'abbiamo preso per miracolo, per cui non sono soddisfatto, cioè, ero più contento se la pareggiavamo all'ultimo minuto, però i rigori si sbagliano, Gianluca ne ha sbagliati pochissimi con me, quindi niente da dire, il rigore sta designato, può capitare, si deve reagire, ma è chiaro che tutti hanno perso in casa quest'anno, anche Nissa e Pro Favara, solo la Folgore non ha perso, quindi può capitare. L'importante è reagire, da martedì cominciare a lavorare
duramente e mettere la concentrazione, la determinazione e l'umiltà che ci caratterizza, perché se noi pensiamo di giocare sul velluto, sulla tecnica e sulla classe, abbiamo sbagliato completamente atteggiamento. Ci mancano ancora tante partite e dobbiamo resettare e ricominciare. Le cose da questo punto di vista non stanno andando tanto bene. Adamo è rientrato dopo un lungo infortunio, ha preso un pestone al piede gonfio, non siamo riusciti a metterlo in campo. Ganci aveva fatto una contrattura, lo abbiamo fatto giocare 15 minuti, il lunedì è andato con la Juniores e ha avuto una ricaduta, e quindi insomma dobbiamo avere maggiore cautela, credo, perché sono giocatori importanti che ci servono tutti, e cercare di stare un po' più attenti. Sconfitta meritata, una prestazione la più brutta della stagione da parte della squadra. È inspiegabile la metamorfosi che abbiamo visto oggi, ma forse qualcuno, alla luce dei risultati che erano stati fatti, forse magari ha pensato che, diciamo, di entrare in campo un po' con supponenza, sufficienza, e noi sappiamo che questo non ce lo possiamo permettere. Noi abbiamo ottenuto questi risultati quando la squadra ha lottato pallone su pallone, è stata grintosa, cattiva, ha voluto vincere. Oggi tutto questo non c'è stato. Non so se, diciamo, l'area di alta classifica magari ha fatto male, anche se in settimana, devo dire, un po' avevo annusato qualcosa che non andava, perché anche negli allenamenti non avevo visto il solito ardore e la solita grinta. Abbiamo regalato un tempo, non siamo scesi in campo nel primo tempo, anzi, diciamo, siamo stati fortunati a finire il primo tempo soltanto con un gol di distacco. Poi il secondo tempo si è anche giocato un po' meno, perché anche grazie all'esperienza dei giocatori del Mazzara 46 il gioco è stato molto interrotto, però devo dire che il secondo tempo la prestazione è un po' salita di livello e avevamo avuto l'occasione a pochi secondi dal fischio finale, un rigore ineccepibile, e purtroppo i rigori non li sbaglia solo chi non li tira. L'abbiamo fallito e non so quanto avremmo meritato il pareggio. Certamente la sconfitta è meritata, però diciamo, se avessimo segnato il rigore certamente sarebbe stato un punto d'oro, considerato che all'andata abbiamo giocato noi per 75 minuti e ha vinto la Mazzarese con un tiro in porta, quindi il calcio è anche questo. Però ci rimbocchiamo le maniche. Ovviamente io sto parlando della partita di oggi, non sto parlando del campionato. Il campionato resta sempre di alto livello e vanno ringraziati i ragazzi, però spero che questa sconfitta serva da monito, perché loro stessi devono capire che da qui alla fine sono delle battaglie calcistiche abbastanza intense, e se si gioca col piglio di oggi certamente rischiamo di fare brutte figure. È stato un arbitraggio un po' all'inglese, però non sono, diciamo, desidero non parlare degli arbitri. Ha fatto la sua partita, c'è stato il rigore, ce l'ha dato, non accambiamo scuse, nel senso che la sconfitta è da addebitare all'arbitro, la sconfitta è da addebitare a noi, alla prestazione in colore, quindi l'arbitro ha fatto il suo, ci sarà l'organo tecnico che lo valuterà, non intendo da qui alla fine della stagione esprimere giudizi sugli arbitri. Signore e signori, rieccoci tornati con la live di questo secondo tempo. Athletic Club Palermo 1, San Vitolo Capo 0. In questo momento risultato sicuramente positivo per i padroni, i ragazzi fuori casa, con un San Vitolo Capo che comunque ha voglia di recuperare l'incontro. Il fattore campo in questo caso influirà tantissimo e fondamentalmente, appunto, stiamo aspettando gli arbitri che sono pronti per il proseguo dell'incontro. Tanto possiamo portarvi già una statistica aggiornata. Tuzzolino si porta a quota 24 gol segnati contro sempre il capocannoniere del campionato Cristian Calvaruso, 30 gol al momento. Ovviamente si aspettano i risultati di una partita importante che tra l'altro è in diretta sempre sul nostro canale Sportisili. 3M Sporting Alcamo, partita sicuramente importante per le zone alte della classifica. Gli ammoniti in questo momento sono Restivo,
e Giuliano per il Club Palermo. E San Vito che era sul punto di approfittare del tiro libero. È stata brava la squadra del mister Miosi a saper gestire, a non rischiare il fallo aggiuntivo che avrebbe portato poi comunque al tiro libero, che sarebbe stata una punizione decisamente complicata per il Club Palermo, e che poteva portare appunto un potenziale pareggio che non c'è stato. Stiamo davvero aspettando gli arbitri che siano pronti, siamo forse abbondantemente in anticipo noi con i tempi rispetto all'arbitro. Intanto i giocatori che si domandano dove siano gli arbitri, si aspetta appunto l'ingresso degli arbitri per poter ricominciare l'incontro. Ricordiamo sempre, adesso lo vedrete in grafica, risultato di 1-0, ha segnato il solito, l'uomo della Club Palermo, Giovanni Battista Tuzzolino. Intanto le due squadre cercano di muoversi, di tenere la palla in movimento, il pallone che va nell'unico buco in cui non doveva andare. Adesso si deve recuperare il pallone. Bisogna essere fenomeni. Si aspetta l'ingresso degli arbitri e mi dispiace dover riempire come meglio posso questo lasso di tempo mancante. Dai, forza ragazzi, sicuramente vi diremo che sul canale Sportisti raccoglieremo poi le dichiarazioni del post partita di mister Alfonso Miosi, probabilmente anche di nuovo calciatori. Intanto sentite la carica, gli arbitri sono praticamente qui, stanno arrivando. Sentite intanto le voci del pubblico in un campo sicuramente molto caldo, con un pubblico acceso. Si aspetta davvero soltanto loro, soltanto il loro ingresso. Stai fermo, muoviti, fai stretching. Stai fermo. Chissà in questo frangente cosa pensano i calciatori nell'attesa, vogliono solo ricominciare a giocare, ma passeranno nei loro momenti un sacco di situazioni, di azioni, tutte le azioni del primo tempo che ripassano nei loro momenti, le occasioni sbagliate, i tiri mancati, i gol segnati anche in questo caso. Vediamo come reagiranno le due squadre. Gli arbitri adesso sono qui, manca davvero poco per la ripresa, devono fare il classico controllo delle reti. E siamo adesso quasi pronti al fischio inizio di questo secondo tempo. Sincronizziamo gli orologi e poi si può cominciare. Qua mi vedi qua? Carlo, hai il foglio chiamato tu? Possiamo? Dai ragazzi, dai! Forza ragazzi, dai! E si parte con la Club Palermo 0-1 e può ricominciare proprio l'autore del gol di Tuzzolino. Tuzzolino va in progressione il sinistro, palla in mezzo Giuliano! E subito cominciano così 0-2. Giuliano. Dai ragazzi, dai, forza! Buona, dai! Dai ragazzi, dai! 0-2 del Club Palermo subito così. San Vito Capo che può ricominciare ancora con il possesso per il San Vito, sempre a vantaggio. Palla per Pappalardo sbagliata, rimessa laterale per la Club Palermo. Ragazzi, quando fanno l'incrocio, quello che viene di qua se lo piglia laterale, il Pinotti si piglia quello Tuzzolino, che sta Giuliano, Restivo, Tuvè. Ancora Tuvè con attenzione, aspetta l'inserimento dei compagni. Tuzzolino arriva in soccorso. Ancora Tuvè per Restivo. Restivo ancora Tuzzolino, tocca il pallone, ancora Restivo.
Gestione accurata del pallone da parte dei ragazzi di Miosi. Aspettano soltanto lo strappo giusto che può partire con Giuliano. Spalla alla porta. Giuliano ancora. Voltaggio, avversario difficilissimo. Raddoppiato. Lo mette dietro. Va bene, non l'ha visto. Rimessa laterale San Vito. Rimessa laterale San Vito. Sulla linea. Io lo dico sempre, ogni decisione dell'arbitro è legge. Quindi ci atteniamo a quello che dice l'arbitro. Lucido, la gira per Gammicchia. Pappalardo. Ancora Pappalardo, può girare il pallone. Pappalardo allunga per Lucido. Restivo recupera il pallone ancora con la suola. Restivo può andare. Restivo si allarga troppo. Cerca in mezzo il pallone per Tuzzolino. E poi Giuliano! E ancora una volta la mette in rete. Giuliano, il numero 11, ed è 0-3. 0-3. Athletic Club Palermo ha segnato ancora una volta il numero 11 Giuliano ed è doppietta per lui con il San Vito che va. Adesso Voltaggio deve reagire. Certo, l'1-2 così all'inizio del secondo tempo è una brutta botta. E qui sbagliano ed è calcio d'angolo per Athletic Club Palermo. Intanto si riscalda di nuovo la panchina dell'Athletic Club Palermo. Calcio d'angolo alla battuta. Tuzzolino in mezzo, Giuliano sempre lì come un rapace d'aria. Il tiro da fuori, Capelli! Il tiro da fuori! Manca il pallone, Giuliano tocca il difensore e può battere il Club Palermo, palla direttamente a Gammicchia che la tiene con le mani. Allegra la gira per Voltaggio. Ancora Voltaggio, aspetta, il compagno trova Pappalardo che gli indica dove andare. Ancora può puntare Pappalardo, Giuliano recupera il pallone e poi San Vito lo tappa ancora con Allegra di prima per Voltaggio. Palla interessante. Voltaggio finta di corpo, ancora Voltaggio gioca sul pallone. Ancora Voltaggio. Laterale Allegra lo spazio per il tiro, Mazzola respinge. Voltaggio se la trova lì davanti. Tuvè, con fortuna del Club Palermo può impostare Giuliano. Tuzzolino alza il pallone, bella palla per Tuvè che la tiene lì. Tuvè, giocatore a terra. È giusto. Calcio di punizione, battuto velocemente. Giuliano dentro l'area. Giuliano! Ed è proprio calcio di rigore. Penso sia proprio così. Calcio di rigore per l'Athletic Club Palermo. Giuliano entra Vaglia. Gliela lascia Tuzzolino, entra Vaglia appena entrato. Una grande responsabilità per allargare il risultato. Intravaglia contro Gammicchia. Preparati, Salvo Intravaglia contro Alberto Gammicchia. Vecchia generazione contro la nuova generazione. È un duello appunto generazionale. La rincorsa dai famosi proverbiali 11 metri, anche se nel futsal c'è una misura diversa. Il calcio di rigore. Intravaglia, rincorsa lunga contro Gammicchia. Si aspetta il fischio. Intravaglia, respiro. Il tiro e trova il gol. Intravaglia. Dai! 0-4. È entrato appositamente per tirare questo calcio di rigore, non delude le aspettative. 0-4 Athletic Club Palermo e adesso il risultato è bello largo. Vediamo come reagirà il San Vito. Comunque è una squadra di grande qualità, senza dubbio. Ancora San Vito che va con Voltaggio. Cusenza, Voltaggio, Pappalardo, Cusenza, Voltaggio può puntare in Travaglia. Voltaggio danza sul pallone. Voltaggio all'indietro per Allegra si accentra. Allegra ancora, gioca sul destro e sul sinistro. Laterale per Pappalardo, raddoppiato e la palla è rimessa al fondo. Pronta la battuta la del Club Palermo. Mazzola corta per Vincenzo Restivo. Ancora Tuzzolino sulla laterale per Intravaglia. Stoppa a seguire e gira. Restivo
Largo per Intravaglia. Restivo, il sinistro. Sibila il palo, rimessa dal fondo. Dietro, vieni dietro. Messa dal fondo, ancora San Vito che va con Ci Gammicchia. sediamo, per favore. Signore, per favore, si può sedere? Gammicchia, ancora Pappalardo col tacco per Voltaggio. Voltaggio, Allegra e solo, non viene servito Pappalardo invece. Adesso viene servito Allegra. Allegra nella porzione più bassa del campo, palla fuori. Tranquillo. Mazzola. Tuzzolino. Tuzzolino può puntare a tutta la prateria. Tuzzolino, il Travaglia, non si intendono i due. E va il San Vito Capo con la rimessa velocemente per Pappalardo. Pappalardo senza gli urlacci di misteriosi a comandare come un telecomando. La squadra intanto recupera Restivo. Tuve, aspetti i compagni. Truzzolino col sinistro, deviato. Calcio d'angolo. Uno, Tuzzo. Calcio d'angolo ancora per l'Athletic Club Palermo. Il calcio d'angolo batte Restivo. Palla in mezzo in Travaglia, era un bellissimo schema. Aveva veramente trovato l'imbucata giusta. Va Non l'ha bene, saputa Nano. sfruttare in Travaglia. Non l'ha saputa sfruttare in Travaglia. Dai, va bene. San Vito Lo Capo che va con Pappalardo. Ancora Voltaggio. Voltaggio si accentra, cerca riferimenti, ottima qualità di Voltaggio che sempre riparte da lui. Il San Vito Lo Capo. Allegra, ancora Allegra, col tacco per Cusenza. Cusenza in Travaglia, recupera il pallone, tutta la colonna, lascia giocare l'arbitro. Ancora Voltaggio. Pappalardo, Cusenza, Voltaggio. Voltaggio con calma, riesce a girare bene, Pappalardo lo spazio, lo prova. Tiro fuori, palla molto alta. E Mazzola. Alma. Mazzola per Tuve. Restivo. Tira palla in tre. Ancora Tuve. Tuve, mettiti in mezzo e gira palla, Tuzzolino. Tuve. Restivo. Ancora Tuve. Pazienza e accuratezza per la palla dei misteriosi, tranne in questo caso Voltaggio. Voltaggio prova a sfruttare lo spazio, non c'è nulla, lascia giocare l'arbitro. Ancora Tuve. Tuve all'indietro per Restivo, grande gestione qui Restivo, lungo campo. Per Tuzzolino di tacco, Tuve, il dribbling, manca tutto Tuve, un'occasione incredibile, una grande costruzione, in contropiede va il San Vito, con Voltaggio, Restivo ferma tutto, il Club Palermo salva la situazione con Vincenzo Restivo, impronta e grande acquisto di qualità per il Club Palermo, Voltaggio la tiene lì con grande controllo e grande maestria il tiro, Mazzola, Giovanni, una grandissima parata. Appena poi al cambio per Dicara, lo bianco per Restivo. Sì. Manuele per Intravaglia, vai. Palla in mezzo, Allegra! Trova il gol che accorcia le distanze. 1-4 San Vito Lo Capo, palla repentina e il gol di Allegra, come sempre. Gli uomini importanti in queste partite ci sono. 1-4 Allegra. Forza, c'è la vita! Forza! Che accorcia le distanze, è entrato il numero 24 di Cara. Tuzzolino. Di Cara. Tuzzolino. Restivo. Di Cara ancora. Dentro per Intravaglia. Pappalardo recupera. Ancora San Vito Lo Capo che va con Allegra. Ancora Allegra. Bravo, Tuzzo. Allegra può avanzare. Si accentra. Allegra molto bene. Palla in mezzo, Di Cara sbaglia. Allegra. Mazzola ha rischiato qui. Ha rischiato davvero tanto. E il San Vito adesso c'è. Il San Vito adesso c'è. Forza Palù! Viscio, ce n'è uno dietro, Viscio! Allegra la gira all'indietro. Voltaggio ancora. Voltaggio viene fermato da Tuzzolino. Ed è rimessa laterale. La partita è a livelli altissimi adesso. Ancora Pappalardo. Quanto è il tempo, Carlo? Pappalardo, brutto errore. Tuzzolino può andare. Tuzzolino! E ancora Giovan Battista Tuzzolino. Pam 1-5. Tuzzo! No, un minuto, Valletta, preparati, Valletta. Raga, facciamo attenzione, Dai ragazzi! Forza ragazzi! 1-5 e dilaga ancora una volta del Club Palermo. Tuzzolino, sempre lui. Stai qua! Ancora San Vito Lo Capo
che con Voltaggio riparte sempre. Ancora Voltaggio. Punta Fiorentino, Voltaggio si allarga molto bene per Cosenza. Si crea lo spazio Voltaggio. Ancora Voltaggio, deve girarla. Pappalardo. Accoccia la Bianco! Allegra può andare. Bravo! Stai qua! Bravo! Indietro Cosenza. Voltaggio, errore qui. Di Cara Gammicchia. Con le mani. Senza fallo! Pappalardo, in pressione Tuzzolino, recupera un grande pallone, anzi Fiorentino, recupera un grande pallone. Ancora Fiorentino. Girala! All'indietro, intravaglia. Passaggio sbagliato e va in avanti il San Vito Lo Capo. Voltaggio, Cosenza, il tiro! Trova il gol, gli passa sotto a Mazzola. 2-5. Dai Totò, sali, lasciamo stare gli arbitri. Fiorentino, sei pivot. Giuliano. 2-5 il risultato, adesso è -3 per il San Vito. Dai Gianni! Lo bianco. Ballecchia. Lo bianco. Voltaggio, recupera il pallone. Ancora Voltaggio, Fiorentino. Ma cos'è? Non è niente! Fallo fischiato per i danni da Club Palermo a favore del San Vito Lo Capo. Sulla palla! Calcio di punizione. Non è finita, oh! Forza, non è finita! Forza! Calcio di punizione per il San Vito sul punto di battuta. Voltaggio e Pappalardo. Barriera sfalsata per Giovanni Mazzola. Forza, Valleggio! Calcio di punizione, si consultano i due. Palla corta per Voltaggio all'indietro per Pappalardo. Mazzola. Nostra, signore! Decisione dell'arbitro va rispettata. Calcio d'angolo per il San Vito Lo Capo. Allegra. Pappalardo per Allegra. Allegra ancora all'indietro, Pappalardo. Si crea lo spazio Voltaggio al centro, pressato dall'ottimo Lo Bianco. Palla per Allegra. Allegra ancora il dribbling, gli riesce. Allegra di punta, c'è Di Cara. Rimessa laterale. Adesso la voce comincia a mancarmi perché è davvero un campo caldissimo, difficile da gestire. Voltaggio. Manuele! Pappalardo prova a puntare. Non trova lo spazio giusto. La gira, Lecchia Peppino! Guarda che va a salire, Sali! Pappalardo. Stai qua, tutto Di Cara, sali Voltaggio. forte! Pressa! Sali! Sali per essere a pressare! Allegra il dribbling sullo bianco, ancora Allegra, la tiene in linea. Fiorentino recupera il pallone su Di Cara. Non è fallo! Non è fallo, no! È fallo, no! Sono proteste animate, il mister verrà sicuramente richiamato. È fallo! Il mister viene richiamato. Non ho parlato finora, ma lì è fallo! Mister. Ho capito, lo faccio sfare. Perché cosa mi diceva? No, però lì è fallo, signore. Gentilmente. Giustamente ammonito mister Miosi, proteste Dai! molto accese. Non balliamo! Giallo. Potete sentire tutte le voci perché l'audio è davvero, siamo veramente vicini alle due panchine, è un'atmosfera sicuramente magica, complicata però per me. Ancora Vallecchia, palla lunga. Troppo lunga per Lo Bianco. Ancora San Vito Lo Capo che va con Cosenza. Ancora Cosenza con la numero 3. Si gira Di Cara. Ancora la rimessa laterale per San Vito. Palla lunga, Gammicchia, portiere di movimento, la tiene lì, Gammicchia. Cerca la palla in mezzo. Voltaggio Allegra, ancora San Vito Lo Capo che va. Di Cara la tiene. Fiorentino. All'indietro con Lo Bianco, con grande intelligenza e prudenza. Rallenta il gioco. Ancora Lo Bianco. Una lunga, Manuele! Sei vivo! Di Cara. Lo Bianco, gran controllo, grande sangue freddo qui. Fiorentino può avanzare. Palla sbagliata, Voltaggio va. Contropiede del San Vito Lo Capo. Secondo palo Allegra, Mazzola. Esulta Mazzola ed è calcio d'angolo. Ancora calcio d'angolo. Alza il pallone del San Vito Lo Capo. Cosenza, stop sbagliato. Di Cara va. Fiorentino deciso. Fiorentino dentro. Parata di Gammicchia col piede. Ha parato tutto questo portiere. E c'è il time out chiamato dalla Club Palermo. Adesso potete sentire l'atmosfera. Potete sentire l'atmosfera del time out.
Mancano 11 minuti e sono infiniti a zero. Intanto continuiamo a pressare. Paolo, ora Ce la esci fai, tu, ce la fai. tu ti metti laterale, ti dai detto Paolo, ti fai male ho fatto 2 palo. Vabbè, gioca, continua a giocare. Non è un problema. Ora Paolo esce, passi laterale e Giuliano entra pivot. Continuiamo a pressare forte in fase di impostazione. Teniamo palla. Se salgono, palla a Giuliano e attacchiamo con i laterali. Se non salgono, teniamo palla. Non gli facciamo rientrare le partite, ragazzi. Dai raga, dai raga! Forza, 52, Paolo! Vai Paolo, buono Paolo. Buono Paolo. Dai, perché poi gli dovete dare i cambi agli altri. Dai raga! Sediamoci. E adesso si ricomincia dopo il timeout. Avete sentito Sei Mister sereno? Mino? Si chiede pressione costante nei confronti dell'area avversaria. Sì, ma stiamo zitti per piacere. Fiorentino, Giuliano, Vallecchia, Fiorentino col tacco, Vallecchia va dentro, Gammicchia è scivolata, grande intervento. Adesso l'arbitro deve richiamare Fiorentino che ha protestato. Ovviamente sono un richiamo, rimessa laterale. Pubblico complicatissimo, molto caldo. Condotta dell'arbitro sinora comunque è abbastanza tranquilla. Si chiede giustamente ordine, le panchine sono davvero vicino al campo. Ancora Fiorentino. Lo bianco. Ancora Vallecchia, Giuliano, pressato, recupera il pallone San Vito Lo Capo. Ancora va Allegra con grande gestione qui, Allegra, palla fuori. Rimessa al fondo. Ancora Fiorentino in gestione. Fiorentino. Lo bianco. Vallecchia. Lo bianco. Giuliano riceve il pallone, spada alla porta, la gira molto bene per Fiorentino. Apertura, Vallecchia si inserisce in mezzo, non viene servito Lo bianco invece va a Fiorentino, da ultimo uomo deve rischiare, gestisce bene. Lo bianco, ancora Fiorentino. Pressione parziale del San Vito. Adesso arriva forte con un voltaggio e poi Giuliano sul pallone, ancora Giuliano resiste, raddoppio ben riuscito al San Vito. Ancora voltaggio all'indietro per Cusenza. Ancora Cusenza, 2-5 risultato, partita bellissima, tutta nel secondo tempo si è aperta. Ancora Pappalardo Fiorentino, Pappalardo colpito nello stesso punto del primo tempo. Ma fare sentire solo lui. Non ho capito. Calcio di punizione per il San Vito Lo Capo. Fallo su Pappalardo colpito nello Manuele, stesso punto. gioca, pensa a giocare Manuele. L'arbitro richiama giustamente i due, Pappalardo e Fiorentino. Non a spiegarsi. Adesso la barriera scalzata, calcio di punizione. Davvero potete sentire l'atmosfera rovente delle due panchine. Il calcio di punizione per San Vito Lo Capo. Pappalardo e Voltaggio. Sai quale? Esatto. Fiore, se scarica esci. Due uomini in barriera fissi. Voltaggio. Palla corta, Giuliano ancora, Pappalardo senza fallo, su Giuliano, sale Manu, Fiorentino contro Cusenza, Fiorentino va forte, Cusenza scivola. Ma che facciamo? È impossibile Un fallo sicuramente dubbio, però se lo fischiato. Che battono velocemente, attenzione San Vito, il tiro di Voltaggio prende il palo e con fortuna Allegra trova il tapin vincente ed è 3-5, tapin vincente, grande tiro di Voltaggio, segna Allegra. Ma tu dall'altro lato non puoi dire niente, non lo puoi recuperare.
sta perdendo il senso della gara, no? 3-5, -2, il distacco importante, molto vicino. Partita difficoltosa, la condotta va bene, adesso è calda. Forza, dai. Peppino, minuto al cambio! Dai, cambiamo! Dicio, cambiamo! Buono, Peppino. E ci sono i cambi, entra Restivo, più rigidità in fase difensiva. Ancora Restivo. Tuzzolino la gira per Vallecchia. Ancora Vallecchia. Restivo, Vallecchia, Tuzzolino, adesso riceve il pallone, ancora Tuzzolino, palla lunga, intercettazione per Vallecchia, viene trattenuto, è stata tirata la maglia ed è fallo di Vallecchia. È una cosa scandalosa. San Vito Lo Capo che batte questo calcio di munizione, voltaggio, 4 falli, adesso è molto rischiosa la gestione qui. Ancora San Vito Lo Capo che va con Allegra. Pappalardo, voltaggio, ancora in gestione, palla per Allegra, l'uomo più importante del San Vito che sta trovando una doppietta importante che tiene appunto la partita in bilico. Ancora Allegra, sbaglia il passaggio ed è rimessa laterale. Tuzzolino deve gestire, Restivo, Vallecchia, avete sentito mister Miosi l'ha richiamato, gli ha detto calma a Umberto Vallecchia. Tuzzolino ancora, allarga il gioco per Vallecchia, riceve il pallone, ancora Vallecchia, può avanzare, aspetta gli inserimenti, non trova nessuno, sarebbe all'indietro Restivo, ancora Tuzzolino, Restivo, ancora Tuzzolino, pressione alta del San Vito, Vallecchia bene, qui Giuliano, ancora Giuliano, dentro per Vallecchia, grande anticipo di voltaggio, ancora all'indietro, Pappalardo, spalla alla porta, Pappalardo in pressione, Vallecchia, rimessa per Athletic Club Palermo. Rimessa laterale, battuta, Tuzzolino prova il tiro, 4, di nuovo 4, calcio d'angolo per Athletic Club Palermo. Ancora il calcio d'angolo, battuto male qui, anticipo comunque di San Vito, rimessa laterale, mettiti in 3, gira palla, Vallecchia per Tuzzolino, Restivo, Giuliano sbaglia qui il passaggio, voltaggio, viene spinto via da Allegra, Giuliano, Allegra all'indietro, Pappalardo il tiro, Vallecchia, anzi Cusenza ha tirato, c'è il time out chiamato dal San Vito. Vieni 3-5. Veniamo qua. Ascoltatemi bene. Ascoltatemi bene. Mancano 7 minuti per la TS. Che significa quello questo? Significa che dobbiamo girare palla, ok? Quando salgono e buttiamo a Giuliano è un laterale va di nuovo. Quando non abbiamo palla saliamo forte ma senza mettere piedi. Ragazzi, non li facciamo rientrare in partita. Siamo a 4 falli. Siamo a 4 falli e mancano 7 minuti. Forza ragazzi! Dai! Vallecchia, vieni! Alberto. Dai Alberto. 7 minuti e 40 alla fine. 7 minuti e 40 alla fine. 7 minuti di pienissima tensione. Ed è rimessa 3 San Vito. Ancora il San Vito può giocare. Qui corta. Allegra. Palla addosso al Restivo. Spazza via. Rimessa laterale per il San Vito Lo Capo, Pappalardo.
Io ho visto che ti stavi scendendo. Cusenza. Ancora Cusenza. Palla troppo lunga per Allegra, non ci arriva, rimessa laterale. Io non ti credo, cosa ti finisce? Stai sereno. Restivo. Tuve. Restivo. Palla per il capitano Francesco Tuve, ancora Restivo. Tuzzolino. Tuzzolino una grandissima partita la sua davvero. Tuzzolino. Tuzzolino deve alzare la testa, servire adesso Alessandro Giuliano. Ancora Giovan Battista Tuzzolino. Tuve. Grande palla! Dai su! Di Tuzzolino, occasione sprecata. Porca troia. Rimessa al fondo. Aiutaci! Palla lunga Allegra lì. Palla molto sanguinosa per la Tech Club Palermo. Ha rischiato ed è rimessa laterale. Tuve. Restivo. Lungo Giuliano, stai lungo! Tuzzolino. Giuliano va incontro, riceve il pallone, Giuliano scivola, tutto regolare. Cusenza. Cioè la palla l'abbiamo. Pappalardo. Ancora voltaggio lungo per Allegra, grande stop il suo, il tiro, Mazzola c'è. Giovanni Mazzola. Calcio d'angolo. Calcio d'angolo battuto velocemente, grande recupero di Tuve. Ancora il contropiede, adesso può andare. Alessandro Giuliano. Tuzzolino. Sovrappone, Tuzzolino aspetta palla su Restivo. Tuzzolino ha rischiato molto qui, ancora però il campo Palermo. Restivo, Gammicchia. Grande portiere davvero Gammicchia. Grandissimo portiere oggi, veramente. Non si molla! Calcio d'angolo. Peppino. Tuzzolino, palla lunga all'indietro, Restivo. Tuve. Va Tuve per Giuliano. Giuliano a puntare. Giuliano in mezzo a due, un po' rischioso, gioca bene però con Tuzzolino. Tuve. Adesso riceve Giuliano e può puntare. Giuliano non ha puntato, ha aspettato i compagni. Giuliano al centro, il tiro, respinto. Tuve. Gammicchia ancora. Dovrebbe essere calcio d'angolo, ci sono proteste dal San Vito. Calcio d'angolo. Pronto Tuve. Chiama lo schema. All'indietro. Restivo. Giuliano. Tu Restivo. Palla fuori. Gammicchia. Ancora San Vito non campo. Va con Pappalardo. Voltaggio, l'uomo in più di questo San Vito in fase di impostazione, ancora voltaggio, Tuzzolino ed è calcio d'angolo battuta velocemente, Cusenza, Pappalardo col tacco, Cusenza ancora all'indietro Gammicchia, voltaggio, non sfrutta la posizione del compagno, riesce a girare con Cusenza. Ancora voltaggio va. Pressa forte Giuliano, Tuzzolino adesso su Cusenza. Ancora voltaggio, allunga il pallone e il velo, palla fuori. Mazzola gioca. 5 minuti! 5 minuti alla fine, l'avete sentito? Il mister Restivo. Tuzzolino può puntare, Tuzzolino non trova lo spazio, serve adesso Giuliano, respinta, Tuzzolino con la punta colpisce il palo esterno e San Vito lo capo qui, ha rischiato molto. Ancora la palla laterale Pappalardo, il ritmo è alto, Pappalardo, il tiro di punta, palla fuori. Un minuto e 10. Non sembrava assolutamente angolo da qui. Non sembrava assolutamente angolo, però quello che dice l'arbitro è legge. Dobbiamo approcciare la decisione. Lucido alla battuta. Palla all'indietro, voltaggio. Sali Ciccio! Sali Tuve! Sali! Su, sali! Bravo! Sentite accanto a me il mister che Cambialo Ciccio, va bene così! alza la voce tantissimo, Lucio Miosi, è davvero difficile da gestire. Ancora Allegra si accentra tutto lo spazio e la libertà di girare per Pappalardo.
Pappalardo in pressione Tupè. Gammicchia avanza, Voltaggio adesso. Pressione parziale della squadra ospite. Ancora Voltaggio, pressato, recupera il pallone. Tuzzolino, il solito. Ancora Restivo, Tuzzolino rischia un po', recupera il pallone. Ancora Tupè. Per Tuzzolino. Tuzzolino può puntare Pappalardo. Tuzzolino sul sinistro. Tuzzolino all'indietro. Giuliano salva tutto lucido. Prova a spazzare. Tupè. È rimessa. Ammonito Gammicchia. 3 minuti e 40 alla fine. Giuliano! Ammonito Gammicchia per protesta, l'avete sentito, rimessa laterale. Va Tupè. Tupè all'indietro, Restivo. Tuzzolino. Prova a puntare, Tuzzolino ancora, Tuzzolino. Palla in mezzo, Giuliano! E adesso la tecnica di Laga. Ed è 3-6, tripletta. Tris di 11, Alessandro Giuliano. Porca troia! Vieni! Ma non è laterale, che dici più. 3-6. Dai! Ciccio! 3 minuti, non facciamo ancora fare. va il San Vitolo Capo. A uovo siamo, Ancora San Vitolo Capo che va con Voltaggio, Allegra. Recupera il pallone Delisi, appena entrato. Grande freschezza di Alberto Delisi, ancora Restivo sulla laterale, in travaglia. Palla dentro Restivo. Occasionissima di Vincenzo Restivo, non sfruttata. No, a posto. Carlo, quanto tempo? 3 minuti ragazzi, forza! 3 minuti alla fine. Ancora San Vito, Voltaggio, Pappalardo. Entra Fiorentino in campo, Allegra ancora, passato da Delisi, lavoro difficilissimo. Palla fuori, Fiorentino alla battuta. Rimessa battuta, Delisi sbaglia il passaggio ed è un rischio. Voltaggio, Mazzola col corpo, lucido, Fiorentino salva tutto e c'è il contropiede, va in travaglia. Invita il movimento Delisi all'indietro, Delisi può ricevere, palla intelligente per Intravaglia ancora il tiro, alza il pallone, la palla è fuori. E calcio d'angolo per Athletic Club Palermo. Athletic Club Palermo, Fiorentino pronto alla prossima calcio d'angolo. 2 minuti alla fine, si scansiona il tempo, ancora Restivo. Gammicchia cosa ha preso Gammicchia? Applausi soltanto scroscianti anche per Gammicchia. Ed è calcio d'angolo ancora per l'Athletic Club Palermo. Adesso sentite questo silenzio assordante veramente. Ancora San Vitolo Capo, la tensione. Palla, attenzione pericolosa, Pappalardo per Allegra che manca clamorosamente il pallone. Fiorentino può avanzare ed è il contropiede dell'Athletic Club Palermo. Fiorentino prova a puntare, Fiorentino tunnel non riuscito e va ancora Pappalardo all'indietro per Voltaggio, intravaglia in pressione. Voltaggio, lucido. Voltaggio cercherà l'1-2 con lucido, non c'è. Voltaggio sulla laterale, Pappalardo, scivola il pallone, Mazzola. Guarda Alberto, puntalo! 2 minuti alla fine e c'è adesso Delisi può puntare, la gira per Fiorentino con l'esterno. Cosa stava facendo Fiorentino con l'esterno? Palo pieno, non è entrata, ma che gran tiro di Fiorentino. Mamma mia, il gol dell'anno stava venendo fuori il gol dell'anno. Ancora palla sbagliata, qui la partita Delisi, ancora San Vitolo Capo che va con Allegra, esterno nella rete. Adesso la tensione è altissima, 3-6, Mazzola corto per Delisi, si vede una svegliata, ancora Alberto Delisi può puntare, il sinistro, ferma tutto Pappalardo, ancora Delisi, Pappalardo recupera il pallone, Voltaggio, Fiorentino, c'è il fallo, 1,5 alla fine. Quinto fallo per Athletic Club Palermo ed è davvero un rischio adesso. Ancora San Vito, Voltaggio,
Portiere di movimento Cammicchia interviene e sono 5. Il portiere, manco minuto! Puntaggio! Gli scivola per il pallone, lo recupera, puntaggio in anticipo in travaglia, nessun fallo, lascia giocare l'arbitro. Vinto via, Allegra in travaglia e c'è il fallo adesso. C'è un po' di nervosismo. Adesso c'è un po' di nervosismo fin troppo, adesso bisogna calmarsi un attimo. Manuele! Vieni, veloce! Sì, vieni di nuovo! Proteste animate, adesso si deve risolvere. E tu vai nelle mie! Basta, Viscio! E adesso c'è la munizione, l'arbitro adesso sta decidendo. Basta, basta! Otto bianco, per fare, alzati la casacca. Manuele, alzati la Dai, casacca. veloce, dai. Otto bianco. Basta. Però vuoi che lei con me che mamma mia però. Basta, zitto. Va bene così, signore. Cartellino giallo per Fiorentino, intanto davvero una partita difficile da gestire sia per gli arbitri che per me che la commento. Partita complicatissima, davvero. Partita complicatissima. Ammonito intanto Fiorentino ufficialmente decretato e refertato. E c'è adesso mancano 55 secondi. De Lisi può andare. De Lisi ancora. De Lisi in mezzo a due. Riesce a passare. De Lisi stava inventando la giocata. Fermato da Allegra. Con grande esperienza qui Allegra. Senza fallo perché sono al quinto. Lo sentite Mazzola dall'altro lato. 40 secondi alla fine. 40 secondi davvero di tensione. Restivo. Gli scivola del pallone e rimessa laterale. Per il San Vito. Pappalardo. Scivola Cusenza, il recupero della del Club Palermo. De Lisi può andare. De Lisi la giocata su Allegra. Palla dentro in travaglia. Gammicchia la tiene e recupera Cusenza. De Lisi deve proteggere. Protegge molto bene con la spalla regolare. Va in avanti in travaglia, palla dentro, in anticipo. Sei qua Alberto, senza fallo che è finito, Alberto! Sulle gambe, Alberto! 15 secondi. 10 Allegra! Forza, 10 sono secondi! 10, manca pochissimo davvero. Cusenza batte forte, lucido all'indietro, Gammicchia, adesso il portiere è fuori. Gammicchia prova, palla alta. Dice, ma io sono così, Fabri. Ma non mi conosci che sono così, Fabri? Stiamo vendendo. Io parlo con i miei, non mi conosci che sono così, Fabri. Cosa? Intanto ci sono ancora la palla lunga. Restivo, manca poco ed è finita adesso con il San Vito Capo che subisce una sconfitta 3-6 per il Club Palermo. Da Ludovico Ampuso e da Sportisili è tutto, alla prossima.